La gara cadetti, Singer, Masè, davanti a... Come aveva dato il vecchio percorso ormai più di 20 anni fa, quando si partiva dal campo di calcio esterno. 4 dei primi 5 atleti, vai ragazzi, dai, aumentando di numero, stai lì, bravo Ben, non ti fare questi qua, Daniele, bravo ravvivare il ritmo che tra l'altro l'ho detto anche l'anno scorso in Trentino. Ho detto che scusate che è rimasto davanti Singer, Cavagna, Masè, Cose, questi primi 4 e poi abbiamo più staccato Garganelli, quindi vedremo poi adesso sul passaggio sul traguardo la conclusione del primo dei 2 giri lunghi. Eccolo qua, diceva se ne va diciamo nello stile sia del Singer sia del Trentino, uno dei main sponsor della US Quercia, ed ecco qua, applausi e riapplaudino per Masè Sentaiu, che esprime così la sua gioia, va a vincere la gara cadetti. Cose Gabriele, ottimo secondo posto per l'atleta del Cevis, bravo Alan Cavagna. Asani Rino deve stare attento perché deve difendere la sua quarta posizione, importante per lui, e per la quinta posizione si fa largo Massimo Tucchi, scusate, della Atletica Valle Camonica. Bravo Massimo. Bene, allora abbiamo visto una grande gara anche tra i cadetti, l'10ª gara del programma odierno della 38ª edizione del Cross internazionale della Vallagarina. Si era formato un quintetto che poi ha perso un pezzo causa la caduta di Werner Rossinger in fondo alla discesa, dopodiché si è immolato da solo per la vittoria l'atleta Sentaiu Masè, che si è aggiudicato dunque alla grande la gara dei cadetti. Bene, archiviata la gara dei cadetti, perlomeno per quanto riguarda le prime posizioni. Noi andiamo ora con la premiazione della categoria ragazzi e della categoria cadette, pertanto invitiamo a salire sul palco per la premiazione della categoria ragazzi i primi 3 classificati: Massimiliano Berti,
Alex Ceschini e Cristian Angeli, questi 3 atleti sul palco della premiazione. Grazie. Prossima gara in programma, Lieve Junior femminile aggregata ovviamente la partenza, ma non l'arrivo per la Lieve 3 giri grandi.